Si sente? Sì. Così? Buongiorno a tutti, grazie a tutti coloro che sono collegati quest'oggi con Palazzo Ferrofini, la nostra sala stampa, Oriana Fallaci. Va meglio così? Ok, riprendo. Dicevo buongiorno a tutti, grazie a tutti coloro che sono collegati a questa conferenza stampa qui a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, in sala stampa Oriana Fallaci, per questo momento secondo noi molto importante. È un grande privilegio, un onore oggi per me e anche personalmente ospitare una conferenza stampa che presenta una delle associazioni tra le sicuramente tutte sono eccellenze, ma questa associazione ha fatto passi da gigante dal 2016 oggi e che ha la sede e ha inizio del suo percorso nella mia città, a Servazzano Dentro, in provincia di Padova. E io voglio partire con i ringraziamenti, quindi Loredana Borgato, la Presidente dell'Associazione Ali di Vita, ODV, qui presente, la dottoressa Michela Pepe, psicologa clinica e psicoterapeuta, grazie dottoressa, grazie a tutti coloro che sono qui ad ascoltarci. Ali di Vita è un'organizzazione di volontariato nata nel 2016 dalla volontà di alcuni genitori che hanno vissuto in famiglia un disturbo alimentare. In quel periodo io ero sindaco, in verità poi devo dire che l'attività era già iniziata qualche anno prima. Questa associazione ha sicuramente uno dei suoi scopi principali è quello di prevenire e sensibilizzare tutti i cittadini per favorire una maggiore comprensione del problema, ed è vera e propria malattia psichiatrica quella del disturbo alimentare. L'attività dell'Associazione Ali di Vita viene sviluppata attraverso l'organizzazione di diversi eventi, di progetti che si svolgono e si sviluppano in incontri, convegni, proiezioni di film, corsi di formazione sicuramente per specifiche categorie di educatori. È un'attività importante che coinvolge non solo tutta la cittadinanza dei comuni della città metropolitana di Padova e dei Colli delle Terme, ma di tutta la provincia di Padova, ma in verità adesso, negli ultimi anni, grazie alla grande qualità e spessore e profondità dell'attività sul territorio, questa associazione insieme a tutti gli esperti si sta ovviamente promuovendo in tutti gli istituti scolastici, in tante strutture e convegni anche fuori dal confine della Regione Veneto. È per quello che da alcuni anni, dicevo, questa associazione propone cicli di incontri di prevenzione nelle scuole medie inferiori, tenuti sempre dalla dottoressa Pepe, che è qui con noi, una professionista specializzata nei disturbi alimentari, ma negli adolescenti soprattutto. L'area in cui si svolge la mission di questa associazione sono ovviamente all'interno delle province del Veneto, ma come dicevo prima, adesso anche fuori dai nostri confini, perché è coinvolta direttamente da realtà che hanno sentito parlare molto bene dell'attività di questa associazione. A questo punto io vorrei lasciare la parola alla Presidente Loredana Borgato, Presidente dell'Associazione Ali di Vita, un'associazione che, ripeto, a supporto delle persone colpite da disturbo e del comportamento alimentare, che è il simbolo anche di questa associazione, che è anche il motore, il propulsore non solo per la nascita di questa realtà, ma anche della presenza costante nei nostri territori, anche in tutte le attività che non sono solo propriamente l'attività dell'associazione, ma insieme a tutte le altre associazioni di volontariato, sempre presente proprio per divulgare il messaggio e l'attività e la promozione di questa organizzazione di volontariato. Presidente, se vuoi accomodarti qui, grazie. Loredana Borgato, Presidente dell'Ali di Vita. Intanto buon lavoro e grazie di essere qui a illustrarci la grande attività che svolgete e che per fortuna ci siete a fianco alle istituzioni. Prego. Buongiorno a tutti. Intanto devo ringraziare veramente il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, Enoch Soranzo, per le belle parole che ha detto di stima nei confronti della nostra associazione. Lo ringrazio veramente di cuore e ringrazio anche chi ci sta ascoltando. Ecco, Presidente, se vuoi anche far accomodare la dottoressa Pepe nell'altra postazione, che così... Michela. Prego, dottoressa Pepe.
Io ho scritto tutto, perché non sono così brava. A tutti. Allora, la nostra associazione Alidi Vita si è costituita, come è stato detto appunto prima dal dottor Soranzo, nel 2016. Siamo nati nel territorio di Selvazzano Dentro e fin da allora abbiamo abbracciato la missione di lavorare a favore della comunità in collaborazione con le istituzioni, e devo dire che siamo sempre stati supportati moltissimo sia da tutte le istituzioni del nostro territorio, perché l'amministrazione comunale di Selvazzano Dentro ci ha sempre supportati e accompagnati, sia ovviamente da altre realtà delle altre province nelle quali appunto abbiamo portato la nostra attività. Tra l'altro la nostra associazione ha imparato in questi anni a lavorare anche in sinergia con altre realtà del territorio, come era stato detto prima, con altre associazioni. Scusate, io vado avanti. Eccolo qua. Allora, io do qualche dato sulla nostra associazione perché credo sia importante, così che venga completato magari l'informazione per quanto riguarda l'iscrizione. Noi siamo regolarmente iscritti al RUNTS, che è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, siamo iscritti al Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo e alla Consulta del Volontariato di Padova. Inoltre facciamo parte di una grande rete di associazioni del Veneto, Rete Utenti per Caso, che è nata tra l'altro durante la pandemia. Non siamo stati fermi, abbiamo lavorato in modalità diversa, ma abbiamo comunque lavorato proprio per ricostituire questa rete, e che è nata proprio per unire le diverse competenze delle associazioni a favore di progetti di inclusione per una comunità accogliente. Io ho passato queste informazioni semplicemente per far comprendere che l'attività delle associazioni non si può limitare al lavoro di puro volontariato, ma che è sempre impegnativo per tutti, ma anche dobbiamo avere tutti noi un senso di responsabilità nel creare nuove opportunità per poter lavorare in sinergia e fare rete con altre associazioni e anche ovviamente con le istituzioni. Questo ci consente ovviamente di crescere anche a livello di competenze. In questi 9 anni di attività, Alidi Vita si è impegnata nel creare una maggiore conoscenza sui disturbi alimentari, attraverso azioni, eventi di sensibilizzazione e di informazione su questa terribile malattia, per poter raggiungere il maggior numero di persone attraverso gli eventi appunto organizzati singolarmente o con il supporto appunto delle istituzioni e delle altre realtà associative. Tutta questa attività, la maggior parte diciamo della nostra attività, si svolge con la consulenza della dottoressa Pepe, che appunto è vicino a me, che è una psicologa psicoterapeuta perfezionata nei disturbi alimentari e nei disagi giovanili. E abbiamo anche la collaborazione di altri professionisti. Io cito un'altra persona che è il professor Filiberto Tartaglia, che è un sociologo, semiologo, scrittore, esperto di marketing e comunicazione, che ci accompagna anche lui da diverso tempo, e devo dire che anche con queste due figure professionali abbiamo avuto l'onore di essere presenti qui da voi presso Palazzo Ferrofini in occasione della giornata mondiale dei disturbi alimentari. Sto parlando ancora del 2018, abbiamo portato un seminario, per cui io vi ringrazio per averci dato l'opportunità di essere qui nuovamente, cioè per noi è veramente un grande onore. Io ho preso dei dati che dalla Survey epidemiologica, e per quanto riguarda appunto i dati di incidenza di disturbi alimentari nella popolazione italiana, perché si parla di circa 3,5 milioni di persone che ne soffrono. Io ho rilevato proprio un'intervista che è stata fatta il 14 maggio 2024 appunto nel portale Super Abile INAIL, un'intervista fatta alla dottoressa Laura della Regione, che rilascia queste parole. Il quadro che emerge dai dati del Ministero della Salute sono allarmanti. Nei primi anni 2000 le persone che soffrivano di disturbi dell'alimentazione in Italia erano circa 300.000. Oggi sono oltre 3 milioni. Un fenomeno drammatico che si è aggravato ulteriormente durante la pandemia e il lockdown. Durante i periodi di chiusura si è registrato un aumento del 30% di casi, soprattutto tra i giovanissimi, benché il fenomeno riguardi in generale anche adolescenti e giovani adulti. La fotografia scattata dal Ministero mostra anche un sensibile aumento della componente maschile tra i pazienti, che ormai sono circa il 20% della popolazione generale. Nel dettaglio, in Italia, solo nel 2023 i decessi per malattie legate ai disturbi dell'alimentazione sono stati 3.780. Tantissimi, tantissimi. Non possiamo più pensare ed accettare che troppi giovani muoiono per il disturbo alimentare, che può essere curato come tutte le altre malattie. L'impegno del nostro Paese deve essere forte ed in costante aumento per ridurre il più possibile lo sviluppo di un disturbo alimentare, attraverso una corretta informazione, una maggiore attenzione verso la formazione affinché il problema non venga mai sottovalutato, una formazione costante verso alcune figure professionali.
È un diritto alla salute che va tutelato ed un dovere verso i nostri giovani. Inoltre va ricordato che si tratta di malattie che possono cronicizzarsi e protrarsi poi nell'età adulta. Il disturbo alimentare è una patologia grave che incide in modo pesante nella vita della persona, perché se non curata tempestivamente può ripresentarsi anche dopo più percorsi di cura e, come abbiamo detto prima, anche cronicizzarsi. Oltre ad essere debilitante per chi ne soffre, mina anche la stabilità di familiari che provano un senso di vergogna, ed è un senso di vergogna che vi garantisco i familiari lo sentono veramente molto forte, per cui non solo chi ne soffre, ma anche tutta la cerchia di familiari. A questo poi va aggiunto anche che ancora oggi ci sono purtroppo molti stigmi e pregiudizi nei confronti di questa patologia. Il carico emotivo di ansia diventa veramente molto pesante e si rischia che si possano anche incrinare quelli che sono i rapporti all'interno della famiglia, alcune volte anche purtroppo rendendo vittime, diciamo, anche gli altri componenti che possono essere i fratelli o le sorelle, che ovviamente in questo caso vengono un po' lasciati da parte perché l'attenzione viene rivolta soprattutto alla persona, al ragazzo, al figlio che sta male. È indispensabile pertanto assicurare un supporto anche a tutti i familiari affinché possano veramente costituire una risorsa nel percorso di cura del proprio caro, dando ovviamente gli strumenti per gestire quella che è la quotidianità, che non è semplice perché la quotidianità ovviamente è legata anche a quelli che sono i pasti da fare in famiglia, insomma i pasti che si devono fare ovviamente in tutte le famiglie. Nella nostra esperienza associativa ci siamo resi conto di quanto sia importante l'aspetto umano dell'ascolto. Scusate, io vado avanti. Le persone sentono il bisogno di sentirsi ascoltate, comprese, molte volte indirizzate verso i professionisti abilitati alla cura e i centri di cura della nostra regione, ma hanno anche bisogno di sentirsi rassicurati e credere fortemente che la propria figlia possa uscire da questa patologia, che si presenta in diverse modalità e gravità. Pertanto l'ascolto è il primo passo per alleviare quel forte senso, quel forte peso che si ha nel cuore e per far uscire la famiglia dal silenzio e avvicinarla agli altri, ma soprattutto avvicinarla ai professionisti. La panchina Lilla è il simbolo di ascolto e condivisione scelto da Ali di Vita dal 2017. Questa panchina è esposta in comune a Selvazzano Dentro in alcuni periodi dell'anno, delle volte sta fuori anche più mesi, ma soprattutto nel mese di marzo, perché il mese di marzo ci riporta alla giornata istituzionale del Fiocchetto Lilla, che appunto quest'anno sarà la 14ª edizione di questo Fiocchetto Lilla, per cui una giornata nel quale istituzioni, genitori, familiari, associazioni, tutti coloro che sanno che cosa significa questa patologia si adoperano per fare qualcosa. È una giornata che è stata voluta da un papà che purtroppo ha perso la propria figlia per bulimia a 17 anni. Dal 2018, con il prezioso contributo della dottoressa Pepe e il supporto delle istituzioni, proponiamo cicli di incontri nelle scuole medie inferiori e superiori, quale forma di prevenzione su disturbi alimentari. E da quest'anno anche un secondo progetto più incentrato più che altro sulle problematiche adolescenziali. Poi eventualmente di questo aspetto qui, magari in maniera un po' più approfondita, ne parla la dottoressa Pepe. Allora, nel 2018 nasce il progetto di prevenzione Ali di Vita ai giovani, che appunto è stato citato anche prima, che è il manuale per i disturbi alimentari, avviato proprio con il supporto della città di Selvazzano Dentro e il patrocinio del CSV, cioè il Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo. Si tratta di incontri da svolgere con 2 classi alla volta, proprio per dare modo agli studenti di interloquire poi con la dottoressa, perché è gestito dalla dottoressa Pepe, e alla fine di ogni intervento viene consegnato ad ogni studente il manuale per i disturbi alimentari, libretto che i ragazzi poi consultano a casa con i loro genitori. All'interno di questo libretto sono spiegati in termini adeguati all'età cosa sono i disturbi alimentari, però prima c'è un intervento di 1 ora e mezza, 1 ora e 3/4 circa, e si lascia spazio anche ai ragazzi per poter fare le domande, e devo dire che ne fanno tante. Ieri eravamo alla scuola di Albinoni a Caselle, la scuola Albinoni a Caselle, e devo dire che avevamo 3 classi suddivise 1 volta e mezza, perché cerchiamo di fare pochi studenti alla volta proprio per dar modo di interagire, e veramente sono stati molto bravi, molto attenti, hanno fatto tantissime domande. In tal modo raggiungiamo anche i genitori, i quali hanno la possibilità di avere delle prime informazioni sui disturbi alimentari, le figure abilitate alla cura, perché noi puntiamo molto su quelle che sono le figure che possono curare i disturbi alimentari, ed il nostro contatto qualora ritengono opportuno chiamarci.
Secondo la disponibilità degli alunni e degli insegnanti, raccogliamo poi per il mese di marzo dei loro testi, delle poesie, dei disegni. Ci hanno fatto addirittura un componimento musicale a violino, perché è stato veramente una cosa molto emozionante, perché vogliamo che i ragazzi siano sensibili alla tematica e che si avvicinino un po' anche al mondo del volontariato, anche con piccoli gesti. E questo è un modo molto carino per darci anche una restituzione. Devo dire che ogni anno diverse scuole ci mandano questi loro disegni, questi loro lavoretti, che sono bravissimi, tra l'altro scrivono delle cose molto belle, e noi li pubblichiamo sia nel nostro sito che nelle pagine social, insomma lo facciamo online la pubblicazione. Ad oggi abbiamo raggiunto 3.467 studenti con quelli che abbiamo fatto ieri ed 86 interventi tra Padova e provincia. E con alcuni istituti poi tra l'altro siamo anche riusciti ad organizzare poi degli incontri preserali online per favorire la partecipazione ai genitori, perché altrimenti in presenza è veramente molto difficile. Abbiamo visto che così hanno più opportunità di partecipare, di aderire. Rivolgendoci agli adolescenti, con la dottoressa Pepe, che è proprio esperta sull'argomento, si è pensato di ampliare i progetti, pensando pertanto ad incontri che trattino le diverse problematiche di questa fascia di età. È nato pertanto un secondo progetto di prevenzione che viene sostenuto dalla campagna raccolta fondi crowdfunding avviata e gestita in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo, e che ci serve per raccogliere fondi per sostenerlo. La campagna è poi aperta è attiva fino al 31 marzo. Noi siamo un'associazione per cui abbiamo bisogno ovviamente di essere aiutati, e oltre il 5 per 1000, che devo dire insomma sta aumentando di anno in anno, sono sempre piccole cifre ma per noi molto importanti. Per sostenere questo secondo progetto abbiamo dovuto pensare a qualcosa di diverso, e dato che partecipiamo a quelli che sono i corsi di formazione del Centro Servizi Volontariato di Padova, ci hanno suggerito appunto di avviare una campagna crowdfunding, e loro ci stanno accompagnando, per cui nel sito delle campagne attive del CSV si trovano tutti i dati e c'è la trasparenza anche per quanto riguarda i soldi che sono stati versati fino adesso. Il progetto si chiama Essere adolescenti oggi, manuale di sopravvivenza, questo è il titolo del progetto, che ha come obiettivo l'individuazione precoce dei segnali di disagio negli adolescenti in un periodo storico molto difficile. Il progetto vede come protagonisti questa volta gli studenti delle terze classi, mentre il progetto di Ale di Vita ai giovani è rivolto alle seconde classi. I loro insegnanti e genitori, con l'obiettivo di sviluppare un dialogo scientifico in cui i ragazzi abbiano informazioni e al tempo stesso risposte riguardo la loro vita. L'obiettivo prioritario vuole essere il recupero della fiducia negli adulti e la possibilità di mantenere con loro un dialogo aperto lavorando su entrambi. Adesso vi do qualche altro obiettivo che fa parte di questo progetto. Prevenire psicopatologie gravi negli adolescenti che talvolta portano a morte. Aiutare le famiglie in un compito sempre più difficile. Sollevare la sanità da un compito cui non riesce a provvedere adeguatamente per gli adolescenti. Favorire il benessere e favorire la relazione in famiglia. Questo che avete visto alla copertina. Ecco. Domani abbiamo il primo incontro in una scuola, la scuola Cesarotti di Selvazzano, di questo progetto, per cui il primo appuntamento è previsto per domani. Noi, al di là della raccolta fondi, comunque con la dottoressa Pepe avevamo già preparato il calendario, fiduciosi che sarebbe comunque andata bene. E questi sono gli appuntamenti che faremo intanto fino a maggio, e poi vedremo per il proseguo dal periodo di autunno in poi. La formazione. Un ruolo significativo della nostra attività è dato dalla formazione, perché formare le numerose persone che vengono a contatto con i giovani, qui parliamo di insegnanti, allenatori sportivi, genitori, tutti gli educatori, compresi gli educatori dei patronati, gli scout, è per dare loro degli strumenti affinché possano intercettare i primi segnali che possono servire anche da campanello di allarme per una possibile presenza di un disturbo alimentare. L'individuazione precoce della patologia consente poi di avviare tempestivamente le ragazze e i ragazzi, insomma, alle figure abilitate alla cura, ai centri di riferimento regionali, favorendo pertanto una maggiore possibilità di guarigione. Ecco perché di pari passo ai progetti di prevenzione, Ali di Vita ha avviato diversi corsi di formazione e di informazione, nel corso dei quali sono stati presentati sia gli aspetti psicologici clinici con la dottoressa Pepe, sia gli aspetti più medici, proprio con un medico internista, ovviamente in questo caso.
E ci siamo rivolti, come abbiamo detto, alle categorie che abbiamo nominato prima, per cui insegnanti, allenatori sportivi di disciplina, educatori che operano nelle comunità parrocchiali, ma anche i volontari della Croce Rossa, Comitato di Padova e Selvazzano, i volontari dell'Associazione Medici in Strada, che sono anche loro associazioni che tutti i giorni si confrontano con le problematiche dei cittadini. E adesso abbiamo in previsione, tra l'altro, un nuovo, non ho ancora la locandina, ma avremo un altro corso di formazione rivolto ai genitori di una società sportiva di volley, sempre in provincia di Padova. Che cosa ci aspettiamo? In questi 9 anni di attività abbiamo riscontrato la necessità che ci siano maggiori figure professionali formate sui disturbi alimentari, a partire dai medici di base e pediatri di libera scelta, ginecologi, eventualmente anche altri professionisti che con più frequenza vedono i giovani pazienti e che, se adeguatamente formati, possano riconoscere i disturbi alimentari, consapevoli delle criticità e delle conseguenze organiche. In questo modo saranno nella condizione di intervenire tempestivamente, avviando il paziente agli ambulatori e centri adeguati, insomma, nei centri multidisciplinari. I dati emersi che abbiamo sentito prima sui disturbi alimentari confermano la crescita esponenziale nel numero delle persone che ne soffrono e soprattutto, peggio ancora, un esordio sempre più precoce, perché si parla di ragazzine da 10-12 anni, ma abbiamo sentito anche di bambine da 8-9 anni. È un fenomeno sempre più preoccupante e sempre ancora di più preoccupante è l'età preadolescenziale. Questo ci dovrebbe far riflettere ed agire sull'importanza di avere luoghi di cura per gli adolescenti e una maggiore informazione su questa malattia. Sappiamo che in Italia i centri di disturbi alimentari non sono ancora distribuiti in modo uniforme nelle varie regioni. Noi possiamo dire che nel Veneto siamo una regione fortunata, però non è così per tutto il nostro paese. Questo crea un turismo sanitario che porta ancora maggiore sofferenza alle famiglie, ma il diritto alle cure riguarda tutti indistintamente, dal sesso, dalla condizione sociale, culturale e provenienza. I disturbi alimentari non sono una scelta, ma un malessere più profondo, che si manifesta poi attraverso il corpo. È una malattia subdola, invisibile, difficilmente comprensibile ed estremamente pericolosa, che tende gradualmente a nascondere la sofferenza e porta le persone che ne soffrono soprattutto all'isolamento. I meccanismi dei disturbi alimentari sono molteplici, ovviamente questo non sta a me elencare quelli che sono i meccanismi, forse non è neanche il momento opportuno per farlo, però diciamo che abbiamo capito che molto spesso influiscono anche quelli che sono i pressanti canoni di bellezza che vengono sempre proposti dai media e dai social media e l'utilizzo che molto spesso si fa di questi strumenti. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Solo per annunciare, dalla parola alla dottoressa Pepe. Grazie. Che dovevamo farlo, la dottoressa Pepe ci inquadrerà, che abbiamo chiesto, ti prego di rimanere che torno io poi tra il pubblico, abbiamo chiesto alla dottoressa Pepe insieme alla Presidente Loredana Borgato di farci la fotografia sulla situazione degli adolescenti oggi, adolescenti che hanno necessità e che le istituzioni, insieme alle strutture sociosanitarie, alla rete di volontariato, hanno sicuramente il dovere di farsi carico del loro stato, e soprattutto perché sono le basi del nostro presente e futuro, e quindi stare vicino per farsene carico e prendere consapevolezza delle difficoltà che affrontano anche talvolta in silenzio, in un mondo isolato. Ecco, noi dovremmo, magari anche cercando qualche volta anche di rendersi invisibili. Ecco, noi abbiamo la possibilità di avere una persona, una figura qualificata come la dottoressa Pepe qui quest'oggi, e a lei abbiamo affidato questo duro compito, è difficile compito, ma sicuramente è prezioso per il nostro futuro. Grazie dottoressa, a lei la parola. Grazie Presidente, rimani Enoch pure. Soranzo. Allora, nel ringraziarti devo spendere una parola, perché fai parte di quegli adulti che ascoltano e che mettono i sentimenti. Ecco, io credo che la difficoltà più grande che c'è in questo momento, e che poi si riflette nei nostri giovani e che si riflette nelle patologie dei nostri giovani, che sono sempre più gravi e sempre più
estreme e veloci nell'esordio, quindi facciamo fatica ad intervenire tempestivamente, per questo la prevenzione. Io credo che noi come adulti di questa generazione abbiamo fatto una promessa ai nostri ragazzi. Rispetto ai nostri antenati e genitori abbiamo dato l'idea ai ragazzi che loro possono essere ascoltati e gli promettiamo anche di sostenerli ed aiutarli nel compito di crescita e di evoluzione. Noi ci proviamo in tutti i modi, sia come istituzioni, sia come genitori, sia come figure professionali che dovrebbero in qualche modo fare una rete intorno a loro per sostenerli e dargli la fiducia nel futuro. Purtroppo stiamo fallendo, e credo sia sotto gli occhi di tutti, in questo compito, perché loro si aspettano che noi facciamo seguito a questa promessa, che noi manteniamo questa promessa, ma non lo stiamo facendo. I ragazzi si rendono conto che noi siamo fragili, che noi non abbiamo tempo, che la mamma arriva a casa come una guerriera che ha lottato nel lavoro, nella sua vita quotidiana, arriva a casa e l'ultima cosa di cui ha bisogno è un adolescente che ha delle difficoltà da esporre. Quindi fin da piccoli si sentono dire: ma dai, non è niente, non preoccuparti, ma no, non è vero, dai. Quindi queste frasi fanno in modo che i ragazzi acquisiscano una non possibilità di esprimere chi sono. Non tanto chi sono come individui capaci di studiare, di fare sport, di prestazioni, ma capaci di esprimere i loro sentimenti, i loro vissuti. Vi faccio un esempio perché mi è rimasto impresso. Spesso succede che quando a scuola capitano eventi traumatici importanti, suicidio di un compagno, una morte improvvisa di un insegnante, quindi eventi catastrofici che squarciano in qualche modo la mente del ragazzo, la prima cosa che il ragazzo vorrebbe fare è andare a casa e poterlo riferire. Il momento in cui avviene questo è la cena, di solito. Non è il momento giusto per parlare di queste cose. A cena si sta sereni, si sta tranquilli, si guardano le serie, deve essere un momento leggero della giornata, non più pesante di quello che ho già vissuto come adulto e genitore durante la mia giornata. Ma allora questi ragazzi di queste cose pesanti, quando possono parlarne, quando possono depositarle? Allora i ragazzi hanno un po' alla volta nel tempo sviluppato la capacità di rinchiudersi dentro una specie di bolla che può essere i social, che può essere i videogiochi, che può essere la musica, gli coetanei, le sostanze a volte, quindi alcol, fumo, altri tipi di sostanze, a volte anche gravi, e i ragazzi in questo modo non sentono, cioè si anestetizzano da ciò che li farebbe soffrire tantissimo. In questa anestesia possono anche inserirsi le patologie, quindi il famoso suicidio, perché purtroppo è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali, i disturbi alimentari, che sono un altro modo di trovare il controllo e di non sentire, il cutting, quindi il tagliarsi, cioè sono tutte modalità che gli adolescenti utilizzano per non sentire la sofferenza che non sanno dove collocare, dove depositare, che non viene accolta, non perché siamo genitori cattivi, ma perché siamo noi a nostra volta impegnati in altre fatiche nostre. Ecco. Allora dobbiamo entrare nell'ottica che le nostre fatiche nulla sono in confronto a quelle dei nostri ragazzi. E se noi non
prendiamo atto di questo tipo di atteggiamento e di comportamento, se non facciamo dei cambiamenti noi nel mondo adulto, i ragazzi non staranno meglio. La colpa non è nei social, la colpa non è diciamo, nella tecnologia che va avanti, la usiamo anche noi la tecnologia, nessuno di noi si sognerebbe di rinunciarci. Perché devono rinunciarci i ragazzi? Dobbiamo tutti educarci all'uso sano e consapevole della tecnologia, che non deve essere una fuga, perché noi li accogliamo, ma deve essere altro, deve avere altri significati. Quindi è importante che ci siano ancora adulti che ascoltano, è importante che ci siano adulti che hanno la curiosità di capire quel ragazzo, quella ragazza, come stanno, come vivono quei genitori. Occuparsi di adolescenti vuol dire occuparsi anche della famiglia, dei genitori, degli insegnanti. Cioè, io lavoro da 25 anni nel mondo dell'adolescenza, ma da 25 anni lavoro anche nel mondo degli adulti, perché a fianco a un adolescente c'è sempre un adulto. Quindi è fondamentale riuscire a fare dei cambiamenti. Io credo che gli strumenti ci siano. Io non chiedo fondi, io credo che i fondi ci siano, che le leggi ci siano, le istituzioni ci siano. Io credo che debbano essere messe nelle condizioni di funzionare in un modo diverso, più efficace. Ecco, questo è quello che io mi auspico per i nostri ragazzi. Vengo sempre vicino a te, Presidente. Grazie, dottoressa Pepe. Io credo che quest'oggi qui a Palazzo Ferrofini, insieme alla Presidente Borgato, a lei, dottoressa, noi abbiamo veramente portato all'attenzione di molti che ci stanno seguendo un tema complesso e una grande realtà che sta facendo moltissimo nelle nostre scuole, nelle nostre piazze, nelle realtà all'interno anche delle attività culturali, perché poi molto spesso fianco a fianco con altre associazioni culturali c'è una collaborazione di un tema che è assolutamente importante. Ascoltando la dottoressa Pepe mi è venuto da fare un pensiero che è questo, ma credo che l'ha delineato molto bene lei, dottoressa. Noi genitori abbiamo una grande occasione nel riuscire a crescere insieme ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti, nel momento in cui, e questo lo dico anche da istituzione, nel momento in cui ascoltando loro probabilmente cresciamo anche noi. E credo di poter dire che è non solo un dovere, ma è un auspicio che questo momento, anche se siamo nell'era digitale, dove molto spesso il contatto viene a mancare, viene sempre più a essere anche nella comunicazione nell'era digitale sembra distante, isolata, ma non lo è, nei momenti più diciamo importanti, che magari non sono la cena, che deve essere un momento distensivo, ma momenti importanti noi li dedichiamo volutamente ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti, anche all'interno di percorsi scolastici, sportivi e anche di crescita tra gli amici. Ecco, io credo che questo sia il lavoro che sta facendo Ali Di Vita insieme a figure qualificate come me e con lei, e credo che a te, Presidente Borgato, Loredana Borgato, assieme a credo a tutta la nostra cittadinanza, ma a tutti noi, anche le istituzioni, va un profondo ringraziamento. Noi cercheremo di essere anche noi degli attrezzi a vostra disposizione per riuscire a raggiungere un risultato che in verità è il risultato dell'intera collettività. Grazie davvero per essere qui. Io rinnovo a seguire anche l'attività dell'Associazione Ali Di Vita nei due progetti, uno che di fatto è da tempo insomma in promozione, insomma pilastro dell'attività dell'associazione, che è il manuale per i disturbi alimentari, e soprattutto il nuovo progetto che è quello che era Essere adolescenti oggi, che è il pilastro adesso della grande sfida che la dottoressa Pepe insieme alla Presidente Borgato ci hanno illustrato oggi. A voi tutti e due
e tutti i vostri associati e tutte le figure qualificate, davvero un augurio di un grande lavoro, ma sicuramente di grandi risultati, perché se riuscirete voi, riusciremo anche noi. Grazie a tutti voi di essere stati qua. Grazie. Grazie a chi ci ha seguito. Un arrivederci da Palazzo Ferrofini.